Salgo in treno, tap in, scendo dal treno, tap out, senza più andare alla ricerca della biglietteria e nemmeno collegarsi a internet. Per acquistare il biglietto del treno basterà fare quello che già si fa al supermercato o al bar o in qualsiasi altro negozio. Appoggiare la carta di credito o il telefonino, se lo smartphone ma anche lo smartwatch è stato abilitato, sulle obliteratrici e pagare. Anzi, in realtà si paga alla fine del viaggio, perché quando si scende dal treno bisogna ripassare la carta di credito. Solo allora il sistema registrerà l'esatto tragitto e applicherà la tariffa. E se si avrà l'accortezza di registrarsi in un apposito portale, il sistema farà scattare in automatico anche la scontistica. Hai fatto 5 viaggi in una settimana? Il sesto è gratis, perché conviene avere l'abbonamento settimanale e il sistema lo applica da sé. Tutto questo è Tap and Tap, la nuova modalità di acquisto dei biglietti del regionale di Trenitalia, da ieri operativa in Veneto sulla tratta Venezia-Verona. È un progetto pilota che col tempo sarà esteso a tutta la regione e a seguire nel resto del paese. Un sistema comodissimo soprattutto per i turisti, ma non solo, che quando arrivano in vacanza a queste latitudini diventano matti per capire come non fare i portoghesi, e cioè dove acquistare i biglietti dei mezzi pubblici. Non è un caso che il Comune di Venezia a breve lancerà lo stesso sistema di pagamento per tutti gli spostamenti all'interno del comune e della città metropolitana per tutti i mezzi pubblici, tram, autobus e vaporetti. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto. Oggi è venerdì 5 aprile 2024. La prima notizia del giorno riguarda i treni regionali in Veneto. Da oggi si paga anche con la carta di credito. Con le nuove validatrici basta appoggiare la tessera in entrata e in uscita dalla stazione. Il progetto pilota nella tratta tra Venezia e Verona, come abbiamo letto nell'articolo di Alda Vanzan per il Gazzettino di oggi. Sarà garantita la migliore tariffa con un sistema basato sull'appoggio della carta di credito. Tap and Tap è stato presentato ieri al binario 14 della stazione ferroviaria Santa Lucia a Venezia da Maria Annunziata Giaconia, direttrice della divisione business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia, con Ivan Ragazzo, direttore del trasporto regionale in Veneto. C'era poi Luca Zaia, presidente della regione, assieme all'assessora ai trasporti Elisa De Berti, e c'era anche l'assessore alla mobilità del comune di Venezia Renato Boraso. Zaia dichiara l'innovazione con l'intelligenza artificiale. Giaconia invece di Trenitalia dice: estenderemo questo sistema a tutto il paese. La notizia anche sui quotidiani del gruppo NEM. Politica e trasporti, il biglietto del treno si paga contactless, primo esperimento tra Venezia e Verona. Progetto di Trenitalia presentato alla stazione Santa Lucia. Zaia, il Veneto si conferma capofila dell'innovazione. Siamo la culla dell'innovazione, ha detto il presidente della regione. Parco macchine più giovane d'Italia, ritardi azzerati, ora continua la rivoluzione digitale dei trasporti, siamo come il Giappone, esulta Luca Zaia. Queste le parole del presidente del Veneto, scrive Eugenio Pendolini nel suo articolo per i quotidiani del gruppo NEM. Parole che rendono l'idea del progetto sperimentale che, primo in tutta Italia, da ieri è attivo per i treni regionali lungo la tratta Venezia-Verona-Porta Nuova, scelta per il flusso turistico che si concentra lungo questa direttrice. E anche qui la spiegazione di come funziona: si arriva al binario, si passa una prima volta la carta contactless, carta di credito, bancomat o anche il telefono abilitato al pagamento elettronico sulla macchina validatrice per il tap-in. Poi, appena scesi dal treno, si fa la stessa operazione con il tap out per farsi scalare i soldi del biglietto alla tariffa più economica a disposizione. Ebbene, questo per quanto riguarda il nuovo sistema Tap and Tap di Trenitalia. Ma tornando sulle pagine del Gazzettino troviamo un'altra notizia che riguarda sempre i treni regionali in Veneto. La troviamo sulla stessa pagina e leggiamo il titolo: biglietto unico in carico a CAV per una piattaforma e i precedenti fanno flop. Funziona infatti solo il Daily Pass nel capoluogo lagunare. La consigliera regionale Baldini del Movimento 5 Stelle parla di ritardo clamoroso proprio sul biglietto unico del trasporto pubblico.
E quindi leggiamo l'articolo di Alda Vanzan, le prime righe almeno. Ben venga l'innovazione nel sistema di pagamento a bordo dei treni regionali di Trenitalia, con il Veneto capofila a livello nazionale. Ma con il biglietto unico come siamo messi? Se ne parla da anni, sono state fatte delle sperimentazioni, adesso è stato dato incarico a CAV, la società che gestisce il passante di Mestre, di predisporre una piattaforma per far parlare i vari sistemi, ma di fatto c'è ben poco di concreto. L'unico tentativo che ha avuto un certo successo è il Venezia Daily Pass, un biglietto della durata di 24 ore che consente di viaggiare su rotaie, gomme e acqua. Al confronto il Venezia Verona Daily Pass è stato un fallimento, e allora la giornalista ricorda che nel marzo 2022, 2 anni fa, la Regione Veneto aveva lanciato una sperimentazione per un sistema integrato intermodale del trasporto pubblico e condiviso sull'asse Venezia-Verona. Mettendo assieme i comuni, le rispettive aziende di mobilità, sono stati proposti 5 titoli di viaggio sperimentali della durata di 24 ore dalla prima validazione. Erano il Venezia Daily Pass, il Mestre Daily Pass, il Verona Daily Pass, il Venezia Verona Daily Pass e poi il Mestre Verona Daily Pass. L'unico ad avere successo è stato quello per il comune di Venezia, e quindi il Venezia Daily Pass, che permette di utilizzare tutti i servizi di trasporto di AVM a CTV, quindi navigazione, servizio di autobus urbani, tram, people mover, esclusi i servizi da e per l'aeroporto, e poi i treni regionali di Trenitalia offerti nella stessa area, quindi tra Mestre e Venezia, il tutto al costo di 21 euro. Ebbene, a febbraio 2024 ne sono stati venduti 76.526, un dato probabilmente legato al carnevale. A gennaio 2024 i biglietti sono stati circa 20.000 in meno, ma a non funzionare sono tutti gli altri biglietti integrati di questa sperimentazione, quindi il Venezia Verona e il Verona Venezia è un biglietto cumulativo che comprende tutti i servizi offerti dal Venezia Daily Pass e dal Verona Daily Pass. A Verona c'è anche il servizio di bike sharing al prezzo di 39,50 euro l'intero biglietto unico. Solo 225 biglietti staccati a febbraio e ancora meno a gennaio, 155. La dimostrazione questa forse è che il biglietto unico integrato, scrive Vanzan, serve più ai pendolari che ai turisti. Vivo a Verona ma lavoro o studio a Padova o Venezia, datemi la possibilità di avere un biglietto o un abbonamento unico, anziché uno per il treno, uno per l'autobus e uno per il vaporetto. Chiederò conto alla Regione sul biglietto unico dei trasporti, perché ancora nulla ha fatto a seguito dell'approvazione del mio emendamento al DEF 2024-2026, dichiara nel frattempo la consigliera regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Di annuncio in annuncio, Zai ha accumulato un ritardo clamoroso rispetto alle altre regioni. Campania, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana hanno già il biglietto unico. Non solo, qualcuno ha più saputo nulla degli sconti sugli abbonamenti dei treni regionali parametrati all'ISEE o della scontistica per gli studenti universitari, che è già realtà in molte delle regioni già citate, mentre in Veneto sembra un tabù. Questa è la dichiarazione della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima, che troviamo sia sul Gazzettino che sui quotidiani del gruppo NEM, riguarda il gruppo Benetton. E allora leggiamo i titoli: attacco di hacker russi al gruppo Benetton, da oggi scatta il ricatto. Sul blog dei pirati informatici Hunters il messaggio: sono stati sottratti 3 milioni di file, si tratterebbe dei dati spariti col blitz del gennaio 2023. Il gruppo hacker annuncia, inizia la pubblicazione. Modo di operare tipico di queste organizzazioni, che avviano sempre l'estorsione con un conto alla rovescia. L'azienda dichiara il tentativo di intrusione era stato intercettato, limitando fortemente i danni, nessuna attività compromessa. Questo sul Gazzettino in un articolo di Paolo Calia. Ma vediamo anche i quotidiani del gruppo NEM. Benetton sotto ricatto degli hacker russi, dati in vendita, l'FBI sblocca quelli criptati. Un anno fa l'azienda paralizzata è liberata con l'aiuto degli Stati Uniti, ora la richiesta di riscatto per non pubblicare i file rubati. Qui l'articolo è di Fabio Poloni. E sono ricordati anche gli altri casi: Geox, Luxottica, Northwave, la lunga lista dei precedenti. Negli ultimi anni sono decine le aziende della marca trevigiana colpite da episodi simili, l'ultimo ha riguardato il consorzio Neafi.
Ancora altre notizie, ci spostiamo a Bassano, torniamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, dove il giornalista Enrico Ferro ha intervistato Elena Pavan, leghista attualmente sindaca di Bassano, che si è trovata ricandidata ora ma con Fratelli d'Italia e contro il suo stesso partito. Salvini mi aveva assicurato la candidatura, sono stata trattata così solo perché donna, dice Pavan. Anche se mi buttano fuori, io resterò per sempre esponente della Lega. Sento la città solidale per il trattamento che ho ricevuto dopo tanto impegno. Insomma, questa l'intervista firmata da Enrico Ferro. Chiudiamo con un'ultima notizia flash che arriva da Mestre. Sono ora 22 le vittime del bus. Dopo lo schianto, 6 mesi di agonia per una delle vittime. A questo punto si chiamava Rosalia, non ce l'ha fatta, era il 3 ottobre quando il pullman della società La Linea volò dal cavalcavia. La 52enne spagnola non ha retto a ustioni e traumi, l'inchiesta va avanti, attesa per l'esito delle perizie, scrive il Gazzettino. L'articolo è di Giulia Zennaro. Sono riportati i numeri dell'incidente, 15 i feriti del tragico volo dal cavalcavia del pullman il 3 ottobre 2023, di loro rimane ancora ricoverata una bimba di 4 anni. Le vittime invece morti sono 22, come abbiamo letto, 4 gli indagati, Massimo Fiarese, amministratore delegato della Linea, e i tecnici del comune Simone Agrondi, Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro. Alla coppia tedesca che ha perso la figlia di 18 mesi, la prima offerta di risarcimento che si aggira tra 200.000 e 300.000 euro. La notizia del decesso della 22esima vittima anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. La tragedia del cavalcavia di Mestre, è morta la turista spagnola di 52 anni, è la 22esima vittima della strage del bus. Rosalia Rodriguez Mendez è ispirata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove era ricoverata da 6 mesi. Ancora ricoverata a Padova invece la bimba ucraina di 4 anni, la piccola nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale. E per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.